Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, prima di cominciare ci tengo a chiedervi una cosa, una sola. Gli ultimi video, anzi l'ultimo video sulla carriera di Football Manager in realtà non è andato benissimo. Visto che è un format che a me piace, mi diverte, mi piace portare, e visto lo scarso riscontro qui su YouTube, vi volevo chiedere, è un contenuto che vi piace? Perché eventualmente magari si potrebbe pensare di portarlo insieme sulla piattaforma Viola. Non lo so, se voi foste interessati in questo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ho bisogno di un vostro riscontro. Allora, siamo al 4 luglio. Oggi è giovedì 4 luglio, l'allenatore non che n'è, non, non si muove una foglia sotto quel punto di vista. Si vocifera che o domani o sabato comunque dovrebbe arrivare questa benedettissima fumata bianca, però è chiaro che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, però di mezzo c'è anche un qualcosa che può sembrare stupido, ma in realtà secondo me è molto importante e va a delineare quello che sarà il percorso della prossima stagione, che è, che è, attenzione, rullo di tamburi, ovviamente il calendario di Serie A. Me lo sono seguito tutto, anche perché dovevo fare la grafica per il mio caro amico di Solo Cagliari, che saluto, ciao bello, e quindi me lo sono subito tutto. Tra l'altro, questa volta una versione un po' ridotta, un po' più concisa del calendario. Cerimonia che secondo me sta diventando sempre più pallosa, visto che si parla quasi di tutto tranne che del calendario, però così è. Comunque è stato delineato il calendario del Cagliari per la Serie A 2024-2025. Io comincerei subito a farvi vedere il calendario, che è questo qui, ovviamente con il logo di Solo Cagliari. Allora, allora, è un calendario. Allora, premessa, è chiaro che parlare adesso lascia un po' il tempo che trova. È ovvio che le considerazioni che andrò a fare sono da intendersi in senso, diciamo, molto generale, molto banale, ovviamente, perché non sappiamo in quali condizioni verseranno le squadre in quel determinato periodo, non sappiamo nemmeno le nostre di condizioni, quindi mi baserò sui miei giudizi, ovviamente pensando a quella che è stata la squadra dell'anno scorso, sia per il Cagliari e sia per le altre squadre, ovviamente. È un qualcosa di doveroso da dire. Con questo non voglio assolutamente dire che quello che dirò sarà ovviamente la verità, sicuramente accadrà tutto il contrario, però vi dico quelle che sono le mie aspettative e quello che credo possa succedere. Allora, l'inizio sarà terribile, veramente terribile, perché per carità, sarà positivo sotto il fatto che affronteremo 4 di 5 partite in casa, che è una cosa assolutamente positiva. Però alla prima avevamo la Roma, che diciamo non è proprio la squadra più abbordabile. Tra l'altro la Roma è la prima squadra che il Cagliari affrontò in Serie A da subentrata. Se non mi sbaglio era la stagione 64-65, vado a controllare e stranamente ricordo bene, mi rimetto un attimo a tutto schermo, ecco qua. Cagliari 1964-65, la prima partita fu un Roma-Cagliari terminato per 2-1. Tra l'altro, fammi levare sto foglietto, ho appena finito di fare quello che riguarda l'anno prossimo. Mi sono scritto tutte le partite e sono pronto per scriverlo tutto. Voi non avete idea di quanto sia bello fare questo quaderno. È veramente appagante.
Poi tra l'altro sembra un coso di sponsor a solo Cagliari, che un po' lo è, un po' lo è, devo essere sincero. E tra l'altro la grafica la potete trovare proprio sul profilo di Solo Cagliari. Comunque, dicevamo, affrontiamo la Roma alla prima giornata. Sì, in casa, ma la Roma è sempre partita difficile perché è sempre una grande squadra. Troverà comunque un elemento di continuità che è l'allenatore, perché De Rossi è stato riconfermato. Tra l'altro, non vi lo sto facendo vedere, vabbè, ecco qua. L'allenatore è stato riconfermato e per quanto possa poter sembrare facile, perché comunque la Roma è una buona rosa, ma che ha bisogno di essere puntellata, specialmente per quanto riguarda le fasce, rimane una squadra molto ostica. Quindi affrontarla alla prima giornata mm, potrebbe essere problematica. Poi è chiaro che bisogna affrontarle tutte, ci mancherebbe. Eppure il Como alla seconda non è per niente una partita scontata perché il Como si sta rinforzando parecchio. È chiaro che per come la vedo io, queste squadre che fanno queste grandi, tra virgolette, rivoluzioni nel calciomercato estivo, è difficile che riescano ad emergere subito perché comunque bisogna conglomerare un gran numero di nuovi arrivati misti a quelli che c'erano già precedentemente e lì secondo me può dare una mano Fabregas perché essendo un elemento di continuità in questo Como potrebbe agevolare e accorciare i tempi dell'amalgama generale della squadra e io mi auguro che questo riesca ad avvenire dopo la seconda giornata, quindi dopo aver affrontato noi. Però il Como, nonostante sia una neopromossa, non è una squadra da poter sottovalutare. Il Lecce la vedo come una sfida comunque un po' più abbordabile rispetto paradossalmente alle prime due. Poi ovviamente non mi metterò qui a dire che ogni partita è tosta, perché è ovvio che ogni partita è tosta. Però per come la vedo io, in queste prime 5 giornate già il Lecce è quella un po' più abbordabile. Il Napoli, stiamo parlando del Napoli di Conte, la vedo molto difficile che il Napoli possa replicare una stagione orribile come quella dello scorso anno, però avremo il vantaggio di affrontarla in casa. Paradossalmente, la maggior parte delle big le affronteremo in casa nel girone di andata, quindi questo vuol dire che le cose, quando si incominceranno a fare cruciali, le affronteremo tutte in trasferta nel girone di ritorno e questa potrebbe essere molto preoccupante come cosa. Bisogna cercare di fare quanti più punti possibile nel girone di andata, perché nel girone di ritorno sarà ancora più difficile farli. E poi abbiamo l'Empoli alla quinta giornata. Io qui lo dico, non ho visto la squadra ovviamente perché la squadra non è ancora stata allestita, non abbiamo un mister, però io credo che al momento attuale Empoli e Cagliari siano le due candidate alla retrocessione. Lo dico a malincuore, non tanto per l'Empoli, con tutto il rispetto per i tifosi dell'Empoli, quanto per il Cagliari, perché la situazione che si sta venendo a creare è abbastanza ambigua e paradossale e non permette, anche volendo, uno sforzo di immaginazione tale da poter vedere la situazione da qui in avanti in maniera positiva. È veramente difficile farlo, se non addirittura impossibile. Io non ce la faccio a vederla in maniera positiva. Se ci stiamo mettendo un mese per prendere un allenatore, pagando noi il premio salvezza all'Empoli, come faccio a vedere tutto il resto della stagione in maniera positiva? Io mi auguro che venga fatto un calciomercato abbastanza recente che permetta di migliorare la rosa laddove va migliorata e di sostituire chi se n'è andato nella maniera più degna possibile. Comunque, dopo la quinta giornata abbiamo due trasferte, la prima a Parma e la seconda a Torino contro la Juve. Tra l'altro, dopo la Juve affronteremo il Torino in casa. La partita col Parma non riesco bene a decifrarla, secondo me è un Parma che si sta rinforzando rispetto al Parma che ha stravinto la Serie B, tra l'altro ha fatto un acquisto molto
intelligente, un acquisto anche molto importante secondo me, che è quello di Valeri, che è un terzino che è veramente tanta roba. Io l'avrei messo tranquillamente nel mercato che fare del Cagliari, però purtroppo quando ho cominciato a farlo era già uscita la notizia che Valeri avrebbe firmato a parametro zero per il Parma, quindi peccato, peccato. Comunque sono abbastanza sul chi va là per il Parma. Non penso faccia tutto questo grande campionato, in realtà io penso che lotterà per salvarsi in maniera più o meno tranquilla. La Juve anche qui è un grande punto interrogativo perché comunque si sta rinforzando, sebbene abbia perso un elemento di continuità che negli ultimi anni ha reso sorprendentemente, secondo me, più del dovuto, che era Rabiot. Però comunque ha preso Douglas Luiz, Thiago Motta in panchina, bisognerà vedere come farà girare i bianconeri. Però comunque affrontare la Juventus allo Juventus Stadium, Allianz Stadium, o come si chiama, non è mai partita tosta. Anche il Torino di Vanoli è un po' un punto interrogativo. A me Vanoli con il Venezia è piaciuto, però non ho idea di come possa approcciare alla prima stagione in Serie A da allenatore. Ho dei dubbi. Io credo che comunque la base della squadra ci sia e ci sono elementi validi per poter fare bene, quindi anche qui partita tosta. Io punterei tutto sulla vittoria contro il Torino anche per vendicare quella che è stata la orribile sconfitta dell'anno appena passato. Ovviamente sto parlando della partita in casa, non della prima giornata. Anche qui l'Udinese è una squadra che ha sconvolto tutto, andando a puntare su un allenatore di cui io non sapevo minimamente l'esistenza e quindi bisognerà fare un grande lavoro per cercare di capire che tipo di squadra sarà l'Udinese, perché anche qui non riesco a identificarla. Il Bologna, affrontare il Bologna in casa, già questa è una grande cosa, perché ho i miei dubbi sul fatto che il Bologna possa fare quello che ha fatto lo scorso anno, perché è stato veramente un qualcosa di grandioso. È vero che avrà un miglioramento, perché andrà a prendere comunque, e ha preso un allenatore come Vincenzo Italiano, un allenatore con uno schema di gioco ben preciso, un calcio molto propositivo, ma secondo me anche molto dispendioso. Tra l'altro la partita con il Bologna, quindi la 10ª giornata, sarà l'unico turno infrasettimanale della Serie A di quest'anno. Se non mi sbaglio coincide più o meno con la fine di ottobre. E mi aspetto comunque una partita tosta. Come tosta sarà il duo di partite dopo il Bologna, che è Lazio e Milan. Lazio in trasferta e Milan in casa. Anche qui sarà veramente, veramente tosta. Forse più con il Milan che con la Lazio. Vedo molto meglio Fonseca sul Milan che Baroni con la Lazio. Perché comunque per Baroni è tutto nuovo in un ambiente in cui c'è una squadra che lotta in una competizione europea. Lui non ha mai allenato una squadra che lottasse per l'Europa. È un ambiente totalmente diverso e avrà molte più responsabilità Baroni. E lì, secondo me, con la Lazio si riuscirà a capire se effettivamente è un allenatore da piazze medio-alte o da piazze che lottano per non retrocedere. Il Milan di Fonseca, secondo me, quest'anno farà molto bene. Farà molto bene e continuerà a far bene anche il Genoa. Quindi questo trittico di partite Lazio-Milan-Genoa secondo me sarà molto molto impegnativo, veramente molto impegnativo. Verona contro il Verona. Tra l'altro il Verona chi ha preso come allenatore? Mi sfugge il nome dell'allenatore del Verona, sapete? Un attimino che lo vado a cercare perché al momento mi sfugge. Ok, l'allenatore è Zanetti. A me sinceramente non mi entusiasma Zanetti. Bisognerà vedere anche qui come arriverà il Verona. Al momento attuale io penso che anche il Verona sarà comunque una squadra che lotterà per salvarsi con le unghie e con le denti con le unghie e con i denti come ha fatto quest'anno. La Fiorentina si va a rinnovare e secondo me è una Fiorentina 2.0 che tornerà per lottare nei piazzamenti alti della classifica, quindi sì un posto per l'Europa ma non Conference e secondo me sarà
una delle squadre sorpresa, tra virgolette, di questo campionato. Quindi partita molto tosta che affronteremo al Franchi, però poi torneremo in Sardegna per affrontare in casa l'Atalanta. E io qui sparo, la mia sembra una prediction della classifica di Serie A, però vi sto a immaginare più o meno come mi immagino il percorso del Cagliari. Vi sparo questa mia prediction un po' così, secondo me l'Atalanta quest'anno farà veramente sul serio. E con veramente sul serio cosa intendo? Intendo che magari non ci riesce, però secondo me proverà seriamente ad essere una seria contendente per il titolo. Perché sono arrivati nel corso di tutti questi anni degli elogi e delle prestazioni che secondo me hanno fatto riflettere la società e Gasperini. E la vittoria dell'Europa League è stata un qualcosa che nessuno si aspettava, in primis contro chi giocavano, perché affrontare quel Bayer Leverkusen non era facile. Nella maniera in cui è arrivata, una vittoria netta, schiacciante, mai stata in dubbio, che avranno secondo me motivato tutto l'ambiente nel cercare di essere l'ago, una spina nel fianco a Inter, Juve, Milan e forse Napoli, che sono magari le quattro squadre più plausibili per contendersi il titolo. Secondo me a questa si aggiunge l'Atalanta e non mi stupirebbe se arrivasse in secondo posto. Le ultime tre partite del girone d'andata ci vedranno affrontare il Venezia in trasferta, l'Inter in casa e il Monza in trasferta. Qua sarà difficile perché affronteremo due grandi squadre, due tra l'altro nerazzurre in casa, Atalanta e Inter, però poi in trasferta saremo costretti a fare punti contro il Venezia e contro il Monza e non è una cosa così scontata. Forse già il Venezia è un po' più facile rispetto al Monza. Monza che secondo me rispetto alle ultime due stagioni in Serie A deluderà. Secondo me quest'anno ci sarà una flessione per il Monza. Finisce questo girone d'andata e ricominciamo col girone di ritorno. Cercherò di andare un po' più spedito. A colpi di 5 partite famo. Milan in trasferta, Lecce in casa, Torino in trasferta, Lazio, Parma in casa, Atalanta in trasferta. Qua le situazioni si ricominciano già un po' più a equilibrare nonostante comunque ci siano delle partite toste. Il Milan ovviamente, il Torino in trasferta non è mai semplice, però abbiamo due partite in casa contro la Lazio e contro il Parma. Io addirittura qua potrei farmi andare bene 4 punti, perché secondo me non è così impossibile. Questo perché? Perché poi abbiamo l'Atalanta in trasferta e affronteremo la Juventus in casa. Negli ultimi anni la Juventus in casa non abbiamo mai brillato più di tanto e quindi sarà problematico. Proprio in vista di ciò, in vista delle partite che affronteremo dopo, secondo me il Cagliari proverà a dare e a fare quanti più punti possibili contro Lazio e Parma. Poi abbiamo appunto Juventus, come abbiamo già citato, poi Bologna, Genoa, Roma e Monza. Anche qui sarà difficile prendere fiato, però secondo me contro la Roma, se riusciamo ad essere in un momento di forma accettabile, potremmo anche pensare di giocarcela, forse. Io ovviamente sto facendo tutti questi ragionamenti immaginandomi di avere una squadra capace di intendere e di volere, ovviamente. E prevedo di fare i punti col Monza che vi ho già detto, non mi sembra, cioè io immagino che sarà una squadra in netta flessione rispetto a quello che è stato il Monza delle ultime stagioni. Col Genoa in casa, io sinceramente una vittoria me la posso anche aspettare. Poi andiamo con altre 5 partite dove affronteremo Empoli, Inter, Fiorentina, Verona e Udinese. Contro l'Empoli bisognerà assolutamente vincere, idem con patate per quello che riguarda la partita prima col Monza, perché poi affronteremo Inter e Fiorentina dove è possibile uscire con 0 punti, sarebbe meglio evitarlo, ma proprio per quello tu ti devi cautelare quanto più possibile prima. Quindi fare punti
con quelle squadre per cercare, nel malaugurato caso tu non fai punti con Inter e Fiorentina, di subire il meno possibile questo danno. Poi affronteremo queste due squadre che secondo me saranno il crocevia della stagione del Cagliari, che sono il Verona e l'Udinese, che al momento attuale sono due squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo, ovvero la salvezza. Il Verona sinceramente non lo vedo benissimo, manco l'Udinese, quindi poi magari staremo a parlare di un Verona che sarà qualificato in Conference e l'Udinese se ritornerà in Champions League. Però al momento attuale, a bocce ferme, al 4 luglio, a giovedì 4 luglio alle 4:04 di pomeriggio, la vedo così. E poi ci sarà il rush finale con Como, Venezia e Napoli. Como in trasferta, Venezia in casa e Napoli in trasferta. A me sinceramente quella penultima giornata con il Venezia mi preoccupa e non poco, perché mi fa venire dei flashback molto brutti, e penso non solo a me, però purtroppo è così. Avrei preferito affrontarla dopo, cioè dopo ci deve essere col calendario asimmetrico, che diciamolo è una cagata protonica. Ritorniamo al calendario simmetrico per favore, perché quello asimmetrico a me fa veramente cagare. Ci deve essere uno scarto di 8 partite da quando si affronta una squadra nel girone di andata. Quindi, visto che il Venezia lo affrontavamo alla 17ª giornata, almeno dopo la 25ª. E sinceramente, magari al posto del Genoa, ecco, avrei preferito il cambio Genoa-Venezia. Affrontarlo in quel frangente di campionato, in quel momento di campionato, potrebbe essere cruciale. Io spero che i nostri stiano molto con la testa in quella partita e non si lasciino trasportare da vecchi e brutti ricordi. Contro il Como sarà partita come quella ovviamente fondamentale, e poi ci andremo a giocare il finale di campionato, sperando che non sarà una partita decisiva per le nostre sorti. Ce l'andremo a giocare al Diego Armando Maradona ex Stadio San Paolo. Questo è il calendario del Cagliari. Un calendario che secondo me non è né positivo né negativo, è in un limbo sul 50 e 50, forse 51% negativo e 49% positivo. Io ribadisco quello che ho detto all'inizio, nel senso, tanto le squadre tu le devi affrontare tutte, o prima o dopo le devi affrontare tutte. E lascia un po' il tempo che trova, però ho notato molti accoppiamenti, specialmente di due partite, in cui si affrontano magari due big. Tra l'altro, ritorno un attimo al... tra l'altro qui vedete Zanetti, ritorno un attimo qui per farvi vedere che comunque ci sono dei momenti di campionato, secondo me c'è un momento di campionato secondo me cruciale che secondo me taglierà un po' le gambe, che è la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno. Affrontare Monza e Milan due volte, due partite in trasferta, così secondo me potrebbe essere un po' ostica come situazione, come lo è le due partite in trasferta qua. Empoli-Inter, anche perché con l'Empoli ci giocheremo, secondo me, la salvezza e la permanenza in Serie A. Nessuno dei due ci riuscirà, per come la vedo io al momento, però staremo a vedere. Comunque ragazzuoli, questo, me ne ritorno qua a tutto schermo, questo è il calendario del Cagliari per la Serie A 2024-2025. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!